Il risultato era naturale, in ogni caso a noi non interessano le percentuali, i voti, le poltrone. Quello che farà la differenza è l'attenzione del cittadino alla qualità della vita, alla sua cultura civica in realtà. Poi, ovvio, se abbiamo dei rappresentanti onesti, puliti, questo aiuta tutto. Dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti però e non farci distrarre, è solo l'inizio del lavoro. Qual è stato il motivo per cui tra i grandi assenti, quelli che hanno deciso di non votare, hanno poi scelto invece di votare Grillo? Ma quando una regione sceglie con tanta forza, con tanta voce, elegge a prima forza politica, non partito, non siamo un partito, un gruppo di giovani che non hanno nessuna affiliazione, nessun contatto, nessuna parentela, nessuna clientela, evidentemente abbiamo già descritto cos'è che serve in Italia, che cosa finalmente ci siamo resi conto di dover avere. La Sicilia è un laboratorio a sé stante o in qualche modo prefigura quello che succederà prossimamente anche nel territorio nazionale? Mi astengo sempre da valutazioni così globali, però lo sappiamo che la Sicilia è un terreno molto complesso, un risultato del genere lì credo che possa essere fonte di speranza per tutti.